per un'anziana di Dolo schiacciata dall'auto che senza freno a mano ha preso velocità sulla rampa del garage. Dopo la neve l'incubo delle strade ghiacciate a Mestre, Ponte della Libertà in tilt per 6 microtamponamenti e decine di infortuni tra i pedoni. Finale rock in piazza San Marco al Vale Center, i grandi a Venezia e a Marcon le cover demenziali dei Jam Boy. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. In apertura purtroppo un altro incidente mortale è accaduto a Dolo, una morte terribile per Paola Cabbia, 67 anni, che è rimasta schiacciata dalla sua auto dopo averla portata fuori dal garage. È successo intorno alle 8:30. La donna viveva in via Calcroci 106 a San Bruson e dopo aver aperto il portone dell'auto rimessa ha portato all'esterno l'auto lasciandola in sosta e col motore acceso ma senza il freno a mano tirato al culmine della rampa che collega il garage alla strada. È andata a chiudere il portone dell'auto rimessa e l'auto, colpa della pendenza, ha preso velocità, si è messa in movimento, scendendo lungo la rampa, ha prima sbattuto la donna contro un muretto e poi l'ha schiacciata contro il portone. Paola Cabbia è morta sul colpo, ad accorgersi del suo corpo è stato un vicino di casa. Invece al momento dell'incidente c'era il figlio in casa che non si è reso conto di nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e medici del SUER. E non ci sono stati fortunatamente feriti gravi, ma è stata comunque una mattinata infernale, quella vissuta dagli automobilisti in tutta l'area metropolitana a causa del ghiaccio che si è formato sulle strade nella notte. A Mestre sono avvenuti microtamponamenti ovunque e ben 6 sul Ponte della Libertà, decine poi anche le cadute dei passanti sia a Mestre e sia a Venezia sui ponti. Dopo la neve il ghiaccio, raffica di microtamponamenti stamane in tutta la provincia veneziana. Le strade bagnate, anche se pulite nella notte, si sono trasformate in lastre ghiacciate, una trappola per automobilisti e pedoni. Il traffico si è quasi paralizzato sul Ponte della Libertà fino a San Giuliano, costellato di piccoli incidenti e la circolazione è stata assicurata anche se a rilento lungo una sola corsia. Sottopassi, cavalcavia, rotondine, di cui è disseminata Mestre, si sono rivelati un incubo per chi stamane non poteva rinunciare a prendere l'auto. Il centralino della Polizia Municipale di Venezia è stato tempestato di chiamate. Anche le fermate dei bus, i ponti, gli accessi alle scuole e le piste ciclabili sono diventate insidiose, molte le cadute, soprattutto dove la neve non è stata spalata. Una decina le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Venezia e molte di più a Mestre. Proprio ieri il movimento consumatori Adico, accusando il comune di Venezia di non essere intervenuto tempestivamente dopo la Big Snow, ha dato il merito al vento di scirocco, se la neve non si è trasformata in ghiaccio. Ma il vento è cessato e la gelata notturna non si è fatta attendere. E non si placano le polemiche per la cattiva gestione della sicurezza durante la nevicata di lunedì. Dopo l'annunciato esposto dell'Adico alla Procura di Venezia contro il Comune, oggi si è aggiunta l'interrogazione del Movimento 5 Stelle, con cui i grillini chiedono spiegazioni e l'annullamento del premio di produzione ai dirigenti del settore protezione civile. Sentite le dichiarazioni del nuovo consigliere comunale del Movimento di Grillo. Allora, avete presentato un'interrogazione contro il modo in cui il Comune ha reagito con la grande nevicata. Sì, noi ci facciamo portavoce, interpreti del disagio e dello sdegno dei cittadini per l'impreparazione dell'amministrazione nei confronti di questo evento che era perfettamente prevedibile. Quindi in questa interrogazione noi chiediamo ragione del fatto che determinate misure non siano state messe in atto. Una, quella fondamentale, è quella che il Comune stesso raccomanda nel suo sito a tutti i cittadini, che è quella di provvedere allo spargimento del sale prima dell'evento meteorologico, cosa che invece non risulta essere stata fatta, anzi nel comunicato stampa del coordinatore del sindaco per la protezione civile Maurizio Calligaro si parla di un'operazione di spargimento di sale che è iniziata alle 9:45 del giorno stesso, quindi subito dopo che era cominciata la nevicata. In più ci sono delle perplessità, noi chiediamo anche di sapere se e quanti mezzi e di che tipo sono stati utilizzati dall'amministrazione, i mezzi specifici per lo spargimento del sale e gli spazzaneve, perché se c'è stato un uso di questi mezzi è stato assolutamente sottodimensionato rispetto alle necessità, tant'è vero che ancora il giorno dopo le linee principali, le strade di percorrenza principali nella città
erano ancora impraticabili. Ci sono state numerosissime segnalazioni di disagi, di code. Ancora oggi ci sono stati incidenti alle porte del ponte di Venezia, per Venezia, ai Pili, che hanno coinvolto 6 automobili che hanno ulteriormente danneggiato la circolazione, ostacolato la circolazione. Ancora stamattina in via Milanese proseguivano i lavori di sostituzione dei lampioni con ulteriori disagi per gli abitanti. Un altro aspetto fondamentale è che delle linee fondamentali, come per esempio le linee che portano all'ospedale, anche queste sono state trascurate. I marciapiedi non erano assolutamente agibili. Da segnalazioni fatte al SUEM, al 118, gli orari, i tempi di percorrenza dell'ospedale dell'Angelo fino a Marghera erano di 1 ora e mezza quella notte, quindi qualcosa di assolutamente inaccettabile per la popolazione. A conclusione noi chiediamo innanzitutto che si dia ragione di questa inefficienza, che si metta la questione di fronte, si mettano i responsabili di fronte alle loro responsabilità, quindi dirigenti che vengano individuati e sanzionati, se non altro senza il percepimento dei premi di produttività, e che l'assessore alla protezione civile tragga le conseguenze politiche da questo insuccesso. Ma anche la gestione grillina del comune di Mira sta suscitando polemiche. A Roberta Agnolotto, avvocato e assessore allo sport della giunta del sindaco Alvise Maniero, sarà tolta la delega perché incinta e dunque perché non potrà, secondo il primo cittadino, svolgere il suo incarico. L'assessore ha dichiarato ai giornalisti di essere molto dispiaciuta e sorpresa. Sarà mandata a casa dal 30 di marzo perché secondo il sindaco da allora potrebbe essere poco presente. La gestione grillina del quarto comune della provincia era già stata offuscata dal rifiuto di svolgere il referendum popolare sulla città metropolitana, chiesto dal Movimento 5 Stelle in tutti gli altri comuni, dall'aver mantenuto i gettoni di presenza per consigli e commissioni e dalla parentopoli che vede molte coppie di partito all'interno di consiglio e ufficio di presidenza. E torniamo a Venezia, dove finito il carnevale si traggono i primi bilanci e su quello di lunedì e martedì grasso ha pesato notevolmente la grande nevicata e l'acqua alta eccezionale. Magro il bilancio degli ultimi 2 giorni di carnevale. 60.000 sono i temerari che hanno sfidato il freddo pungente e la neve per festeggiare il martedì grasso a Venezia. 40.000 si trovavano già negli alberghi, mentre gli altri 20.000 sono venuti dalla terraferma e coraggiosissimi hanno affrontato i treni in tilt e le strade impraticabili. I grandi nomi del rock italiano si sono dati convegno in piazza San Marco con il concerto dei Red Phonic. 25 gli artisti saliti sul palco che hanno portato energia in una giornata inclemente e anche solidarietà. Lo spettacolo infatti è servito per raccogliere fondi utili a costruire pozzi d'acqua in Africa, secondo un progetto iniziato nel 2006. La grande musica e l'intrattenimento di DJ Ringo e Alteria sono riusciti a fermare i fans in piazza fino all'arrivo dell'acqua alta, che ha costretto tutti a lasciare la piazza, dove nel pomeriggio è andato in scena lo svolo del Leone e l'incoronazione da parte del Doge della Maria più bella, Giulia Nasi, scelta tra le 12 Marie che hanno animato la kermesse veneziana. La Vogata del Silenzio, che a mezzanotte ha percorso il Canal Grande, illuminato soltanto da lumi di candela da Rialto a Punta della Dogana, ha concluso il carnevale, celebrando la fine mandando a fuoco la maschera del medico della peste. E finito il carnevale si è messa in moto la macchina organizzativa del Bomba Day in programma domenica e che prevede l'evacuazione dell'area attorno alla stazione ferroviaria di Mestre nel raggio di 200 metri e anche il blocco dei treni dalle 9:30 alle 12. È partita la macchina organizzativa per il Bomba Day di domenica. Le operazioni prenderanno il via la mattina alle 9:30 e termineranno, salvo imprevisti, entro le 13. Sarà una mattinata intensa per 650 persone che dovranno essere evacuate per il disinnesco dei 2 ordigni bellici trovati nel sottopasso del tram. 15 i tratti di viabilità da chiudere al passaggio del traffico e della gente, oltre alle 7 strade lato Mestre e le 5 lato Marghera. Chiusi anche i parcheggi compresi nella zona rossa, che non potranno accogliere auto, e gli alberghi, che non potranno accettare prenotazioni e dovranno sloggiare gli ospiti. Sospesi i collegamenti ferroviari con Venezia, che ad ogni modo avverranno tramite gli autobus che Trenitalia e ACTV metteranno a disposizione. Per i cittadini evacuati che non sanno dove andare, la Protezione Civile ha aperto 2 centri accoglienza, situati al centro civico di via Sernaglia e alla scuola media in Audi di via Canal a Marghera.
Nei prossimi giorni comincerà l'informazione porta a porta tramite una sessantina di volontari che distribuiranno anche dei volantini in lingua bangla, cinese e moldava per comunicare il piano di evacuazione a tutti gli abitanti della zona. Ulteriori indicazioni saranno fornite dalla Protezione Civile chiamando il numero 041 274 6800, attivo fino a venerdì 15 febbraio, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 14 alle 18, e ancora sabato 16 febbraio con orario 8:30 a 12. In alternativa ci si può iscrivere al servizio informativo via SMS inviando un messaggio al numero 342 4141 041. I controlli delle fiamme gialle non si sono fermati neanche durante il carnevale. 10 persone sono state denunciate dalla stazione navale della Guardia di Finanza di Venezia per abusi edilizi. 2 denunce sono scattate a Jesolo assieme al sequestro di aree e immobili con destinazione agricola, ma che venivano utilizzate per la vendita di imbarcazioni e accessori nautici. Nel comune di Cavallino Treporti sono stati scoperti 2 ristoranti e 3 chioschi abusivi. A Tessera un bed and breakfast senza autorizzazioni, e nel mirino della finanza sono finite anche a San Giuliano 4 aziende di trasporto lagunare. Complessivamente sono stati sequestrati 11.500 metri quadrati di aree abusivamente destinate a fini diversi da quelli previsti dai piani regolatori. E intanto crollano i consumi e i veneti tagliano anche le spese per il cinema. Sono in calo infatti gli incassi a Padova e nel Trevigiano, nei multisala, ad eccezione di Venezia. Nel 2012 sono crollati gli incassi dei cinema e dei multisala veneti, ad eccezione di Venezia. A Treviso e Padova, ad esempio, il calo è stato del 7 e dell'8%. A Venezia, invece, grazie anche all'apertura del multisala Rossini in centro storico, si è venduto il 58% in più dei biglietti. Va detto che è andata peggio a livello nazionale, con una perdita pari al circa il 50%. Sono i dati diffusi da Cinetel, società che cura quotidianamente la raccolta degli incassi e delle presenze in un campione di sale cinematografiche, secondo cui anche gennaio del 2013 non è andato bene. Tornando al Veneto, a soffrire di più sono stati i multisala, che oltre a risentire del calo del potere di acquisto delle famiglie, hanno fatto le spese della crisi cinematografica e non hanno potuto offrire alla loro clientela una ricca produzione di titoli. La perdita per questo tipo di cinema si è aggirata sul 4-5%. Il secondo semestre del 2012 però ha registrato un lieve ritorno nelle sale cinematografiche rispetto al periodo gennaio-giugno e questo ha fatto ben sperare gli operatori del settore. A gennaio 2013 però il mercato è tornato a contrarsi. Complesse le ragioni della disaffezione per il cinema in Italia, dato che negli altri paesi europei che stanno vivendo la stessa stretta economica il fenomeno non è apparso, anzi in Germania e Inghilterra l'afflusso nei cinema è aumentato. E Roberto Zuccato è stato eletto presidente di Confindustria del Veneto oggi durante l'assemblea che si è tenuta a Mestre al Laguna Palace. 56 anni, sposato, un figlio, laureato in ingegneria, Zuccato è presidente e amministratore delegato di Ares Line, azienda di Carré, produttrice di poltrone per ufficio. È inoltre l'amministratore delegato dell'Ares Engineering, della controllata brasiliana Ares Line, Latino America e di Area Line USA. Poi dal 2001 al 2005 è stato anche presidente della sezione legno di Confindustria Vicenza. E ora ci sono altre notizie, ma prima una manciata di secondi di pubblicità. Franco Oro Più, il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle, a Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina. Festeggiamo i 100 punti vendita! Ali e Aliper festeggiano i 100 punti vendita con il grande concorso Vinci e Parti. In palio 100 splendide crociere MSC per 2 persone nelle isole greche e oltre 655.000 euro in buoni spesa da 5,25 euro. Un Ali e Aliper, Vinci e Parti in crociera fino al 20 febbraio. E ora uno sguardo all'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia, teatro di sinistre tracce sataniche.
Anche la polizia indaga sul murale satanico apparso la vigilia di martedì grasso sul muro del cimitero di Summaga. Intanto i carabinieri di Portogruaro stanno analizzando le tracce lasciate sul posto. Saranno interrogati tutti i venditori di bombolette spray della zona e anche del Pordenonese. Inizierà a settembre il primo intervento di difesa contro le mareggiate a Bibbione. La Regione ha già stanziato 1.700.000 euro per proteggere le dune dalla violenza delle onde che hanno già distrutto oltre metà spiaggia. Sono previsti dei rinforzi di roccia alle dune e barriere frangiflutti. Ci spostiamo nella Marca Trevigiana, dove i cieli sono sempre più trafficati. Oltre 20.000 movimenti aerei da e per l'aeroporto di Treviso nel 2012. Il dato ha fatto insorgere il Comitato per la riduzione dell'impatto ambientale che da tempo chiede il limite di 16.300 voli. Il traffico comunque non aumenterà nel 2013, causa la contrazione di Ryanair. Prosecco alla conquista della Francia. Nel regno dello champagne, in 2 anni il numero di bottiglie vendute è raddoppiato, più 34% soltanto nel 2012, ovvero 9 milioni di bottiglie contro i 4,4 del 2011. In frenata invece il consumo di champagne, sia in Francia sia in Europa, bene nei paesi extracomunitari. Andiamo infine nel Padovano con parcheggi rosa al centro di polemiche e gaffe. La giunta di Este ha rimediato alla gaffe del parcheggio rosa, ora spetta anche a neomamme e donne in gravidanza che risiedono fuori città. Il caso scoppiò dopo che era stata multata una donna incinta di Albignasego. Per sostare gratuitamente è necessario un pass rilasciato dal comune. Ottimo rapporto scuola-famiglie. Il 90% dei genitori interpellati ha risposto al questionario distribuito alle 2000 famiglie degli alunni all'Istituto Comprensivo Unico di Monselice. Tra un mese si conosceranno i risultati delle indagini. Si aspettano indicazioni utili. Il Valle Center ha salutato il Carnevale 2013 con un evento di grandissimo richiamo, il concerto dei Jam Boy. Il gruppo rock demenziale adorato dai giovanissimi e noto al grande pubblico per le sue esibizioni a Colorado Café ha proposto una lunga carrellata di successi, dalle parodie dei cartoni animati alle cover in chiave impertinente e spinta. Sentiamo cosa ci raccontano gli stessi Jam Boy. Noi siamo Jam Boy, di bocca buona e poi ci vuole benevolenza. Viva i Jam Boy, meglio dei supereroi, lo diamo a Piacenza, facciamo beneficenza. Siamo in onda! Allora Jam Boy, cosa ci fate a Marcon? Dovreste essere sul palco di Sanremo, credo io. Purtroppo questa data era già entrata e quindi abbiamo dovuto disdire Sanremo, abbiamo rinunciato a Sanremo per fare questa data qua al centro commerciale di Marcon. Sentite, a Sanremo che canzone presentereste e con chi soprattutto? Michele, tu che canzone presenteresti? Io devo dire la verità, sono l'ultimo arrivato, non li conosco ancora bene questi ragazzi, per cui non lo so, sentirei con Michele. Che canzone, Michele? Una canzone ecologica. Tipo, ce l'avreste già? Esatto, gli gnocchi verdi. Gli gnocchi verdi. Con chi vorreste cantarla? Con i Bananarama. Le Bananarama. Sul palo che può dire, la palla non riesce a trattenere, e come accada ancora non so, sponda la rete uno viene e fa gol, visto che stop, perché bambino non si può giocare lì dietro, bambino è pericolo, bambino vieni via da lì dietro, è pericolo, ci sono gli strumenti per bambino. Scusate, ci voleva, no, ci vuole disciplina. Concerto al centro commerciale. Avete pensato a una scaletta particolare per un pubblico di famiglie e bambini? No. No? Allora, più o meno noi ci siamo così un po' sempre autocensurati da qualche anno a questa parte, quindi tutte le parolacce le censuriamo con dei beep, però ci sono lo stesso le parolacce. Sì, va bene, però adesso trovo che contesto per
Non servono parole uniche per stare insieme, anche se alla fine resti un'amica. Sei fuori, ma parla come mangi che te la do io una Cristina D'Avena dove l'avete lasciata? È dentro una custodia in furgone che ci sta aspettando. La tirate fuori dopo? No, la tiriamo fuori la prossima settimana quando suoniamo con lei. Come si dice adesso, l'avete sdoganata? Sì? E si è saputo? Non tutti l'abbiano sdoganata, per chi più, chi meno, però insomma... Domanda seria. Allora, quando è che una canzone è degna di essere parodiata? Ostia però. La parodia non è un dispetto, è un atto d'amore, un omaggio. Do una verità certa. La canzone è degna di essere parodizzata quando è degna di essere parodizzata. Sono d'accordo con te, è un atto d'amore, in certi casi è anche un atto d'odio, comunque sempre... come l'amore, non è che tu una ragazza la vedi e dici io mi sono innamorato di te perché c'hai ogni volta è una cosa diversa e quindi è così la canzone, nascono da sole, vengono fuori già con le parole le canzoni. Siamo a ridosso di San Valentino. Che consigli dare a una coppietta innamorata? Lasciatevi, si fa prima. Stasera fate pace. Quello di non parlare mai fra di loro perché sennò altrimenti si finisce per litigare. State zitti. O lasciate. Tu che cosa consigli per il 14 febbraio? Di far finta di niente. Perché è una festa di merda. Metti una mano qui, sentirai la scimmietta con ma nessuno ce l'ha lungo di Gundam. Un saluto a tutti gli amici di Televenezia e... che altro dire, te prosciuga il canale Viva Amona e tante altre cose belle, insomma, tu mare mucca, insomma queste cose qua. Ciao Televenezia! Ciao. E ora il collegamento con la redazione del Gazzettino per sentire cosa bolle in pentola e su quale notizia si stanno mobilitando maggiormente. Ciao Tiziano, so che sei in linea. Ciao Tiziano Graziottin, caporedattore del Gazzettino di Venezia. Allora, qual è la notizia che ci proponi oggi? Ma di una vicenda destinata a fare sicuramente discutere e credo non solo a livello di veneziano e di Veneto, ma anche proprio in ambito nazionale, perché stiamo lavorando su questa notizia che ci è giunta di una assessora del comune di Mira, che è governato, come molti ascoltatori sapranno, da una maggioranza grillina o del Movimento 5 Stelle che dir si voglia, perché questa assessora è stata, tra virgolette, licenziata dal sindaco e dalla giunta di Mira perché in stato di gravidanza, in sostanza. Beh, indubbiamente è un fulmine a ciel sereno per il movimento dei grillini, soprattutto ora che siamo in campagna elettorale, ne abbiamo parlato anche noi e sicuramente sarà una notizia che farà molto discutere. Certo, infatti noi stiamo cercando di capire anche come è maturata una decisione che avrà sicuramente riflessi importanti e che è destinata a scatenare molte polemiche già su Facebook e anche per canali istituzionali. Ci sono molte reazioni a questa vicenda. Da quello che sappiamo in questo momento c'è stata una riunione a livello locale del Movimento 5 Stelle nella quale sarebbe stata presa
questa decisione. In sostanza è stato considerato che questa assessora, che è poi l'avvocato Roberta Agnoletto, non avrebbe potuto più svolgere le funzioni appunto di assessora perché incinta, e sarebbe stato chiesto al sindaco di ritirare le deleghe, cosa che è stata è poi avvenuta, a quanto scrive in una lettera la stessa Agnoletto, e di qui però anche la reazione molto amareggiata dell'assessora, che dice che si sente insomma messa in disparte in un momento in cui insomma lei era assolutamente in grado di dare comunque il suo contributo. Sì, anche perché l'avvocatessa ha dichiarato che si è sentita piuttosto isolata, non ha ricevuto la solidarietà dei suoi compagni di partito. Sì, a parte lei cita un'altra assessora del comune di Mira, però di fatto qui è da quanto viene comunicato è una decisione a livello locale, si intende, ma proprio del Movimento 5 Stelle, che ha deciso di fare questa scelta appunto molto strana, tra l'altro destinata in un momento come questo di campagna elettorale a infiammare assolutamente gli animi, e appunto domani sul Gazzettino dedicheremo un'intera pagina a questa vicenda. Bene, anzi male per tutte le donne che desiderano vivere la maternità con tranquillità e non perdere il lavoro. Grazie Tiziano. E ora siamo in chiusura alle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Tempo variabile con clima freddo, particolarmente rigido nelle ore notturne. Giovedì 14 febbraio, inizialmente nuvoloso, poi sereno o poco nuvoloso, nebbie notturne, temperature in rialzo, mare mosso. Venerdì 15 febbraio, soleggiato salvo passaggi di nubi medio-alte, nebbie nelle ore più fredde, valori termici in lieve diminuzione. Sabato 16 febbraio, cielo in prevalenza soleggiato, minime e massime in salita, comprese fra i 3 e i 10 gradi. Domenica 17 febbraio, nubi sparse, valori in lieve abbassamento. La marea di giovedì 14 febbraio è sostenuta. La massima a mezzanotte e 35 90 cm, la minima alle 7:25 meno 5 cm. Bene, con questo è proprio tutto, grazie per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento e buona serata.